Ciao amici di Archiosarrabus, iniziamo l'anno nuovo con una escursione molto interessante. Siamo in comune di San Vito, territorio, questo qua c'è località Fasson e Masalon, in più avanti sono le miniere di Masalon e di Giovanni Bonu, una zona che conosciamo perché sulla nostra destra c'è il nuraghe Perduodo, sulla nostra sinistra c'è il nuraghe Orridrogiu, di cui abbiamo già fatto delle riprese. Alle nostre spalle c'è il Rio Drutto che abbiamo ripreso, ci mancava adesso chiudere il quadrato con il nuraghe Achenius, che praticamente è qua sopra, dietro questo bellissimo ginepro millenario. Guardate che bel tronco. Quindi con Marco adesso proviamo ad andare a cercarlo perché non prende il telefono, quindi il punto preciso ce lo dobbiamo trovare a memoria. Andiamo. Hai visto Martino, qua come al solito è dopo avvicinarci ai fori che la natura ha prodotto su queste pietre. Certo è abbastanza scavato, sembrano fori naturali, però è comunque sempre bello avvicinarsi a questi fori per poter toccare la pietra e goderci il tutto. Va bene, non sappiamo a che punto siamo del nostro viaggio, ma siamo a metà di questa collina. Dovremmo esserci, a memoria ci siamo. Allora, non siamo ancora arrivati alla cima, che è qua dietro, però già questi muri con queste pietre, poi guarda, sì, sia questo sembra un pezzo di muro dove a parte il pietrone su cui i piedi, ce ne sono anche altri qua, e poi guarda qui davanti anche, ma qua ancora. Queste già lo possiamo dire che sono tracce. Poi guarda, sembra quasi che ci fosse un ambiente qui. Guarda là dietro, Marco. Vabbè, dai. Non siamo lontani. Guarda che muro quello. Guarda che ambiente è grande. Sì. È censito, però tieni con me, vabbè, tutti quanti ormai abbiamo imparato. Su San Vito l'EDA non aveva fatto il censimento, quindi non c'è neanche descrizione da parte sua. E poi non so se è stata fatta qualche relazione, ma che io sappia no, non ne ho mai trovato una. Sto guardando da quel lato, anche lì mi sembra che c'è una traccia di muro, lì sotto c'è un'altra, come se fosse stato fatto a gradoni. Tra l'altro guardate un po' anche cosa controllava questo sito, cosa si vedeva da qua. E guarda lì. Si vede anche l'ovile di Gabriele, guarda. Sì. Sul Sogliao, dove fai? E poi questi due fiumi che vedi che si intersecano qua giù, più quello che arriva da Gabriele, Rio Drutto. Quindi qua sicuramente c'era tantissima acqua. Tantissima acqua. Poi guarda, uno scende da là. Eccolo. Ho scordato finalmente la torre, guarda. Sì. Andiamo a vederla. Comunque il ginepro ci accompagna qua, Salua e il ginepro. Vedi che scende anche, vedi che ce ne sono tante. E l'ora che è qua sopra, cioè, tra l'altro si vedono da qui massi giganteschi. Guardate che bello sto ginepro. Guarda come anche qui costruito sfruttando le rocce naturali presenti. Guarda che bel granito. Adesso andiamo a vederlo sopra cosa è rimasto. Allora, è visibile la traccia di tutta la torre, quindi tutta la circonferenza della torre. Da questa parte è, diciamo, meglio conservato.
qua dove teoricamente ci dovrebbe essere l'ingresso, è tutto crollato, quindi non è possibile, ecco, dire con certezza se è così. Però guardando dall'altra parte, Marco, ad occhio nudo ho notato subito un muro che si staglia così verticale, pare nel niente, a metà di questa costa. Martino, ci fa venire voglia comunque di andarci, almeno io ci andrei, solo che pare abbastanza difficile. Provo a mandare il drone, forse, se il vento non ce lo fa volare. sì, forse passano da là, guarda, perché da questa parte minchia, la vedo duretta. Però sì, secondo me l'idea del drone è buona. Proviamo prima col drone. Allora, siccome a noi ci mangia la curiosità, per non dire il detto per la sarda, siamo saliti a vedere quel muretto che abbiamo visto dall'altro lato dal nuraghe, che è su questo cucuzzolo. Tra l'altro vorrei farvi notare l'allineamento con l'altro nuraghe lì, Verdu Odo. Guardate che foto meravigliosa che esce da qua. Come due guardiani, Marco, due guardiani nell'ingresso di questa valle. Guarda qua dietro, immaginati anche un insediamento in questa zona qua, protetto da questi due guardiani, no? Già che ci sia l'ovile vecchio là sotto fa capire che magari sì. non l'ho ripreso, no? E poi anche Subran di Lanfranco è molto curioso lì dietro, guarda. Bene, però quello che siamo venuti a vedere era quel muro che abbiamo visto dall'altra parte, quindi adesso andiamo a confutare se, come si dice, esatto, se è moderno o antico. Comunque è anche molto curioso, Marco, che da questo lato, perché dall'altra parte no, siamo andati, l'abbiamo visto, no, ma da questa parte che stiamo a nord-ovest, tutta questa parete sia come se avessero costruito dei terrazzi, si vedono delle tracce di muro, dei terrazzi per mitigarla forse, oppure sopra magari c'erano costruite delle strutture, perché poi anche in terra è pieno di pezzettini di vasellame, di clay. Sai cosa mi ricorda un po'? Santoro. Ti ricordi il lato verso nord, che ci sono tutti quei terrazzi con quei resti di capanne? Quindi bene, cioè non è soltanto la torre centrale di su, ma questo sito era molto esteso e molto interessante, non fatevelo scappare. Allora, Martino, abbiamo scoperto cose nuove oggi, una bella cosa nuova. Che cosa è questo cubo misterioso? Abbiamo scoperto una cosa nuova, ma faremo un video dedicato. Esatto. Praticamente facciamo un riepilogo. Marco ok. ha lanciato il drone con il vento, non ha avuto bisogno neanche di accenderlo, ha proprio lanciato il drone col vento e si è reso conto che dall'altra parte del ruscello c'era un muro, quindi siamo venuti a vederlo. Cubico, lo si vedeva da lontano. Esatto. Stranissimo. Questo cubo fatto in muratura, 2 metri circa di parete di lato, completamente pieno di terra, di pietre, senza nessun ingresso, che non riuscivamo a capire. Quindi Cosa abbiamo fatto? abbiamo chiesto l'aiuto da casa, abbiamo aperto una live su TikTok e siamo riusciti a capire di cosa si tratta. Ma quindi lo lasciamo sospeso così. Andate sospeso. quindi nei nostri social per vedere che cos'era, che cos'è. E io saluterei alla prossima puntata di Archeosarrebus. Assolutamente sì, da Nuraghe H News San Vito è tutto. Da Martino, E da Marco. ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.